Valdagno per rialzarsi, accendere una speranza. L'Union Diavoli per allungare sulla zona retrocessione. Dal Palalido, nona giornata del campionato di C1 Regione Veneto, in compagnia di Udino Baggio per Roploz. Mursley con il lancio impreciso, però trova solo il petto di Michael Sacca che la mette giù. Fa andare a sinistra Munesif dal fondo dentro per Pavanetto. 1-0 Union Diavoli. È il numero 10 Marco Pavanetto a sbloccare l'incontro al Palalido. Con questo anticipo sulla palla rimorchio di Munesif deve solo appoggiarla in porta. Gol numero 4 stagionale. Muove orizzontalmente sulla linea dell'area Capitan Beltrame. Servito Munesif di prima, controllo orientato. Munesif col sinistro. Netto. Sacca, controllo, poi ci prova, murato dall'uomo in maglia verde che manda in porta il Mursley. E il Mursley scende bene il portiere, quindi può ripartire l'Union Diavoli da sinistra con Capitan Beltrame. Tenta un numero, il dribbling ma la perde, quindi ancora il 19 il Mursley. E il Mursley ci riprova un'altra volta. Strati sterza, non si accorge Pavanetto, gliela tira addosso, quindi Scotton sulla sinistra. Scotton ci prova col mancino. Fischio il direttore di gara, a parte René Sbicego, la lascia lì, si avvicina a Bertinato, anche Castrati, il tocco fuori per Casarotto, mette fuori la torre, lo scarico arriva al numero 3 Righi, conclusione deviata, Massegnan con la gara. Bicego chiede l'1-2 ad Arras che non si chiude, quindi Scotton, in mezzo c'è anche la torre, Scotton col mancino, Massegnan due volte il riflesso anche su Arras, punta Munesif, poi lo salta in qualche modo Arras con la punta, non si fida della presa Spagnuolo. C'è il Mursley per Antonello, deve andare invece a destra da Arras che salta Pavanetto con un gran numero, va il 10 alto sopra Pavanetto, la torre, controllo Munesif, Pavanetto sceglie di andare da solo sulla sinistra, se ne va da terra, la mette dentro, trova la mano di Massegnan, poi Massegnan in spaccata fuori area, la mette in il numero 2 René Sbicego, va in area da Castrati che ci prova, due volte si salva Spagnuolo, dentro c'è Righi, Scotton si è staccato, infatti riceve l'8, ci prova, deviazione della difesa, calcio da Arras, appoggio a Fami, vista da Sbicego, di prima da Castrati, di tacco ancora per Arras, di fronte a Spagnuolo, prova a saltarlo, non si fa superare l'estremo difensore dell'Union Diavoli, quindi a sinistra Beltrame, il taglio di Munesif, servito Munesif col mancino, anche Zarantonello, il Mursley cercando il compagno la tira direttamente addosso a Sacca, quindi riparte l'Union Diavoli con Scotton, è libero Pavanetto, sull'uscita del portiere, alza questo pallone sotto la traversa e sigla il 2-0, doppietta personale di Marco Pavanetto e diventa anche il miglior marcatore dell'Union Diavoli, 5 le reti. E per rivedere in loop le tue giocate, come sempre puoi contare sulle fantastiche mix card di Roploz in formato verticale con le info in sovrimpressione. Per saperne di più vai nel link in descrizione. Concentriamoci ancora nell'azione perché Scotton serve di tacco, la torre, Massegnan in due tempi di pressato che abbassa lo sguardo e non vede e serve quindi l'avversario Casarotto, lascia al numero 3 Bertinato, si gira, ci prova, Righi recupera, out, interviene Mattiazzi, fa rimbalzare questo pallone Munesif, bella la palla di prima per la torre d'esterno, vede Mattiazzi, uscita di Righi, lascia lì a Sacca, Munesif, poi c'è Righi che si muove, non seguito, Righi, l'ha costruita bene, Sacca, Beltrame, Mattiazzi dietro, vede e premia l'inserimento di Beltrame di fronte a Massegnan che non si fa superare. Fischio il direttore di gara, parte il numero 2 Sbicego che poi lascia la responsabilità al 10 Arras, va col destro, si sa Spagnuolo, lungo a cercare la fisicità di Scotton che la tocca, Scotton esce bene ancora in classe 2, Strati in mezzo a due, lavora questo pallone, lo serve a Arras che se la sposta, ci prova col destro, Bertinato allarga a destra da Castrati che ha spazio, deviazione, Soldà, super Spagnuolo, Soldà, appoggio per Castrati che ci prova e ci ha provato fino all'ultimo al Valdagno ma non basta, una partita equilibrata, finisce 2-0 per l'Union Diavoli, sfrutta le occasioni con la doppietta di Pavanetto, porta a casa 3 punti.